essere vista anche come una presenza un po' insolita, ma noi pensiamo che sia un segno invece molto positivo di un'attenzione proprio alle relazioni sane. La presenza di un centro che si occupa di problematiche delle donne e anche di violenza familiare, però sicuramente è uno stimolo per le giovani coppie per riflettere, per immaginare delle relazioni positive. Nel 2014 consolidiamo intanto la rete su cui stiamo lavorando ormai da anni. Importante per affrontare il tema della violenza lavorare in sinergia con tutte le agenzie che si occupano del problema. Le case hanno bisogno ancora di molta cura e ci aspettiamo comunque che i dati siano comunque in aumento, perché dal 2012 al 2013 abbiamo fatto un salto importante, che significa semplicemente che il tema della violenza è diventato un tema importante per tutti, non solo per le operatrici dei centri, e quindi ci aspettiamo numeri ancora più elevati.